Il suo nome significa semplicemente deserto. Chi meglio di questo spazio infinito può rivendicarlo? Il Sahara è il maggior deserto del mondo. Con una superficie di circa 9 milioni di chilometri quadrati, occupa più di un quarto del continente africano. È come un'immensa onda che irrompe in 10 paesi. Abbraccia 5.200 chilometri dall'Atlantico alle sponde del Mar Rosso e 1.500 chilometri da nord a sud. La formazione di un deserto è un evento di origine climatica. È la conseguenza di un disequilibrio permanente tra il volume delle piogge e il fenomeno dell'evaporazione. Il Sahara è dominato da un anticiclone straordinariamente solido fisso al suo centro. L'aria umida che lo lambisce, sia calda sia fredda, è inesorabilmente respinta, privando l'area di precipitazioni. L'immagine tradizionale del Sahara è quella di una successione di dune sabbiose. Queste, che ricevono il nome dall'arabo erg, anche se a volte occupano estensioni notevoli, in realtà rappresentano solo il 20% della superficie totale del deserto. Più vaste sono le zone piane e sassose. Si tratta degli ambienti naturali più spogli e ostili della Terra. Nel Sahara la topografia segnala pochi rilievi. I gruppi montuosi sono rari e isolati. Le cime dell'Hoggar in Algeria e del Tibesti nel Chad toccano i 3.000 metri. Il terzo massiccio, l'Air, in Niger, è molto meno elevato. Tutti gli altri rilievi sono stati sottoposti nel corso di milioni di anni a un intenso processo di disgregazione. Il deserto è un immenso spazio non protetto, sottoposto all'azione del caldo e del freddo. Nello stesso giorno, a un calore estremo, può far seguito un gelo polare. L'escursione termica può essere anche di 40 gradi. Le rocce si spezzano sotto l'effetto dei violenti sbalzi di temperatura. Il vento, spostando milioni di granelli di sabbia, infrange le formazioni più dure, pulendole e scolpendole. Dall'erosione, in tutte le sue forme, nasce una ricca varietà di paesaggi. L'incredibile diversità del grande deserto si rivela interamente nel Niger. Le immense dune di sabbia nel deserto del Teneré misurano tra 200 e 300 metri di altezza e si estendono per più di 10 chilometri. Qui il Teneré incontra le rocce dell'Air. Questo luogo è chiamato Aracao, la tenaglia del granchio, un circo roccioso diviso in due da una striscia di sabbia. L'Air, di origine vulcanica, è uno dei 3 massicci montuosi del Sahara ed è, come l'Hoggar algerino, di formazione assai antica. Qui le cime più elevate superano di poco i 2000 metri. Il massiccio dell'Air gode di un microclima favorevole all'interno del Sahara. La piovosità, benché molto scarsa, è più abbondante che in altre zone. Il fenomeno si spiega con l'altitudine ma soprattutto con la presenza delle masse vulcaniche. Letteralmente bruciate dal sole, queste immagazzinano forti quantità di calore, creando periodicamente una zona di bassa pressione sulle montagne. La stagione delle piogge dura solo 2 mesi, ma consente di alimentare la falda freatica.
Secondo la natura del suolo, l'acqua viene immediatamente assorbita oppure scorre sulle rocce. A volte si infiltra per alimentare alcune sacche che, col tempo, possono formare preziosissime sorgenti. Il basalto domina, creando una successione di grotte naturali. Più sotto, l'acqua confluisce in una vasca, dove si conserva per quasi tutto l'anno.